Un grande parcheggio e un grande entusiasmo è stato presentato a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma di prefattibilità per il nuovo parking multipiano interrato accanto alla stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure. A presenziare all'incontro anche il sindaco Paolo Donadoni. Un grande progetto che intercetterà la viabilità carrabile all'ingresso della città, non soltanto gli autoveicoli ma anche i pullman turistici, per fare in modo di ridurre l'impatto di presenza e inquinamento che i veicoli hanno sul lungomare e nel centro città. L'opera sarà composta da un piano terra dedicato ai bus turistici e da 2 piani sotterranei riservati a macchine e moto, un'opportunità di sviluppo per la comunità di Santa Margherita che punta a migliorare la qualità della vita e la viabilità, intercettando il traffico veicolare prima che le macchine raggiungano il pieno centro. Un parcheggio intermodale che varrà per Portofino, per il Parco Portofino, per Santa Margherita Ligure e per tutto il nostro territorio. Un'opera importante che darà serenità alla nostra cittadinanza e ci permetterà anche di riqualificare il lungomare con un collegamento di ascensore in stazione che consentirà l'accesso direttamente alla zona di ghiaia. Aumentando l'accessibilità, il nuovo parcheggio contribuirà senza dubbio ad aumentare anche l'attrattiva turistica del luogo.